Andiamo fuori a fare giro. Andiamo a giocare con la pallina. Dov'è la pallina? Dai, prendi la pallina. Dai, prendi la pallina che andiamo. Sì, lo so. Tu hai visto che ti ho fatto le papine? Ma sono fredde dal frigo, CP. No, bisogna portare pazienza. Dai, andiamo a giocare con la pallina. Prendi la pallina, dai. Dai che andiamo. Ecco. CP, CP, CP. CP, dai, vieni. Occhio. 1, 2, 3. Hopla! Ti lascio gli ISO bassi della GoPro in modo che con il buio tu non vedi che c'ho l'erba da tagliare qua in giardino. Urco, ho lasciato la luce del bagno di Pulmin accesa. Buongiorno Italia! Buongiorno CP. No, niente, sempre timida, un po' sostenuta. Da noi si dice sustega, ok? Quindi il CP è sustego. Gran giorno Italia, gran giorno, nel senso di tanto atteso. Oh, domani mattina finalmente si iniziano i lavori col falegname, porca miseria. Allora, per me c'è una bella notizia e una bruttissima notizia. La bella notizia è che io ceno prendendo da asporto al McDonald's. È aperto solo il McDrive, quindi vedremo come prendere dal McDrive a piedi. Sì, perché all'entrata di là col camper non ci entri neanche se vuoi, quindi devo fare così. E la notizia bruttissima, sai cosa mi ha detto il falegname? Domani mattina alle 8 di mattina! Cioè, ste bestemmie così. Cioè, io devo mettere il beep agli intercalari veneti e non devo mettere il beep alla parola 8 di mattina. Cioè, ti rendi conto dove siamo arrivati? CP, non piregione! Ma perché sei timida quando ti riprendo, Gioia? Sei sempre così sprotona, così vivace, e poi ti riprendo e ti giri dall'altra parte. Guarda, guarda che lavori. Guarda. Come combattere la timidezza del CP? Mostriamo la tua pallina? Fai vedere la tua pallina? No, non è in aria la tua pallina. La pallina quella vera. Dov'è la pallina? Pallina! Che tipa. È qua la pallina. Io ti prendo la pallina e me la porto via per sempre. No, dai, te la ridò. No, Italia, non puoi dire così. Non puoi dire che non ho più l'età di andare via in skateboard. No, non puoi. Cioè, il fatto che adesso abbia la schiena bloccata non è per quel motivo. No, ma occhio una roba, aspetta che mi sposto là, io sto fermo, sposto solo la fotocamera. Oh, curati, aspetta, riesci a vedere? Curati al McDonald's, guarda che bello, tutte le macchine fuori che mangiano nel parcheggio. Che tristezza. Almeno io mangio qua perché è casa mia, cioè sono anche di passaggio, voglio dire, devo andare dal falegname, ma cioè, prova a immaginare, no? Se io fossi nella vita normale, figurati se vengo qua con l'amorosa o da solo o che cacchio ne so io, per prendere il takeaway al McDonald's e mangiarlo nel parcheggio. Manco fosse un bel parcheggio, con un bel torrente, un prato, cioè no. Italia, io non ho mai lanciato petizioni o robe del genere, ma secondo me se ci mettiamo tutti d'accordo e tutti quanti chiamiamo Amazon per dirgli: oh capi, ma qua è a fotocamera del Singano, cioè Singano con la GoPro o solo con la GoPro si sente abbastanza a disagio, non si sente motivato a fare video. Se sei nuovo del canale non preoccuparti se non capisci niente, perché praticamente qua è tutto tipo collegato, è una specie di come si dice, quelle cose che fanno in TV là, dai, cos'è che sono, dai, è tipo un telefilm, una roba del genere. Sì, vabbè, questo è quello che gli voglio raccontare. Dopo in realtà invece no, in realtà io faccio i video un po' a casaccio e dopo vengono come vengono. Stavo pensando, no, oltre ai misteri della vita eccetera, no, cioè i misteri di YouTube, perché stavo guardando Ruggero dei Timidi, no? Che è un comico e anche un cantautore, è uno dei miei preferiti, no? E io lo seguo sempre, ovviamente guardo sempre tutti i suoi video appena escono eccetera, no? Come cacchio fa dopo tanti anni che è online su YouTube avere solo 80.000 iscritti? Cioè come fa? Ci sono canali veramente che fanno schifo, cioè no schifo come il mio, ok, però un po' meno schifo del mio, che hanno 400-500 mila iscritti e io non capisco, cioè, ma a parte quello, cioè contento per loro che abbiano 400-500 mila iscritti, ma non capisco perché Ruggero dei Timidi,
che è un grandissimo artista, vabbè, tra parentesi comico, ma è comunque un artista, abbia solo 80.000 iscritti. Ma non è che ha appena aperto il canale, da tanto che è aperto. Ruggero, se mi stai guardando, spiegami un attimo sta storia, perché non l'ho mica capita. Ok, ora devo... Cazzo, devo alzarmi per andare a prendermi le patatine al Mac. Come cacchio faccio? Sono bloccato. Cioè, ma qua ci si scherza dietro, ragazzi, ma oh! Cioè, vabbè che ormai ho 40 anni, però porca troia. Cioè, dentro, ripeto, ne ho 21, l'ho sempre detto. No, scusa, ho detto una cacchiata, volevo farmi più giovane di quello che ero. No, dentro ne ho 24, ok? C'è tutto un ragionamento dietro per il 24, non è un numero a caso. Però, cioè, fuori... inizio perché praticamente no, sai che io ho il longboard elettrico, sì, ok, è bello, è comodo andarci in giro eccetera, però io mi metto seduto sul longboard, no, tipo go-kart, e con le mani attaccate al longboard sterzo, no, praticamente, capito? Che figata, cioè vai via, ti sembra di essere tipo in go-kart, con go-kart elettrico. E si vede che avevo la maglietta, sì, come sempre fuori dai jeans, e faceva anche freschetto, c'era un po' di arietta, mi è entrata già la posizione strana che assumi per metterti così, mi è entrata tutta l'aria che batteva nella schiena, e quindi adesso niente, adesso sono proprio bloccato. Sì, però Italia, che figata, cazzo, provalo! Se è uno skateboard elettrico, mettiti seduto, che figata! Mamma mia, che bello! Cioè, è stato quasi commovente, ero lì in giro per le vie di Jesolo con un pirla. Devo farmi dare lezioni da mia nonna su come alzarsi dal letto con la schiena bloccata. E tu dici è facile, basta rotolarsi. Sì, sta attento, occhio. Allora, che è facile e ti rotoli, vabbè, arrivi qua. Però dopo c'hai questo, sbatti su questo, cioè rotoli e sei addosso a questa cosa qua. Porca miseria. E quindi attenzione. Ah. Ok, si arriva qua, no? Più o meno qua. Che bella che è da questa altezza la finestra. Si fa finta di guardare la finestra per recuperare tempo. E poi anche perché devo andare in bagno, me lo sto facendo addosso. Piano. Ecco. Si raddrizza la testa. Le puntine del mondo. Corsi per ottantenni per alzarsi dal letto. Ma c'è veramente la coda, sai quante macchine? Porca miseria. Italia, oddio, fermo, la schiena, oh cazzo, è che se mi chiedo poi non mi alzo più. Vabbè, ascolta, no per saltarti da un discorso all'altro, però tieni sempre d'occhio la pressione dei pneumatici. Nei pneumatici c'è una sigletta che sono i PSI massimi che possono essere caricati, e lì vai dal gommista, ti fa la conversione e carica tranquillamente alla pressione massima indicata nella gomma. Vedrai tanti benefici sia nella guida ma anche proprio nella, tra virgolette, leggerezza del camper, sia la fluidità in corsa. Niente, devo sedermi, ciao, dopo. Cari colleghi novantenni che seguite le puntine del mondo, perché Puntine del Mondo sono un canale per vecchi. Zingaro, voglio vivere come te. Porca miseria, se scherza qua, eh? No, una cosa, no? Un interessante esperimento che ho potuto fare e rifare su me stesso quando ho questa schiena bloccata, che di solito è dovuta a posture scorrette o colpi d'aria, solitamente al 99% delle volte colpi d'aria. Ho visto che intanto te la porti dietro per tutta la giornata, ok? E là non ci piove. Secondo, se tu, in questo caso io, no? Perché sto parlando di me visto, no? Nell'immaginazione di questa vignetta, no? Dell'esperimento. Se tu quindi ti siedi in una sedia, sai quelle dure di legno di una volta, no? Tipo quelle delle sale d'aspetto, cioè quelle dritte, dai, poche parole, no? Le sedie dure dritte. Se io mi siedo in una sedia dura dritta, composto ovviamente, un quarto d'ora ritorno a nuovo. Se sto seduto tipo qua nella dinette di Pullman, che è sì, è tipo un divanetto, no? Cioè c'è della gomma piuma dentro, in poche parole. No, non c'è verso. E io non so dove cacchio sedermi, perché devi stare proprio seduto con la schiena appoggiata dritta. Almeno questo funziona per me, quindi non prendertela come regola generale, ma con me ha sempre funzionato. Ok, basta sbloccarsi prima delle 11, che dopo vorrei prendermi le patatine. Ragazzo videomaker, se anche tu magari vuoi far vlog
o registrare comunque del parlato con la GoPro, ti volevo dire che anche questa mia seconda GoPro, no, perché l'avevo mandata indietro e ne ho ripreso un'altra, la 8 Black, anche questa ha problemini di audio, ok? Quindi ti regola un po' lei i volumi, e purtroppo ho avuto modo di notare in alcune tracce che ci sono tipo dei salti vuoti, cioè che tipo non ha registrato l'audio per magari quel millisecondo, ma è quel millisecondo che ti dà la stecchetta che non è bella da sentire, hai capito? Probabilmente si aggiornerà più avanti con un aggiornamento del software della GoPro che si chiama firmware, praticamente è una specie di centralina che gestisce l'hardware, ossia le parti meccaniche della fotocamera, ossia della GoPro. Ah, se vedi un po' dondolato, che bello. Ah, gazzaladra là fuori. Ciao gazzaladra, che bella. Pensa se avevo l'obiettivo. Pensa se avevo la mia bella macchinetta con l'obiettivo, vabbè. E se vedi un po' dondolato, no, nelle riprese, è perché non so al momento dove appoggiare la GoPro, cioè giusto per non avere sempre la stessa inquadratura, quindi niente, bisogna portare pazienza che mi ritorni la mia Sony e che così la rimetto in cavalletto, e riprese che ti danno un po' meno il senso di nausea, quindi puoi anche permetterti di guardare le puntine del mondo mentre mangi o appena dopo mangiato. Sì, anche se per il momento qua sono le puntine della quarantena, porca miseria Italia. Vabbè, domani ti puntino il falegname. Minchia, c'è la coda infinita, va che roba, non smetto più di arrivare, vediamo di imbucarci in qualche modo. No, figurati, c'è una coda pazzesca, ci rinuncio per 2 patatine, ma figuriamoci, mi faccio una pasta asciutta. Ora il Pullman in silhouette, ciao Pullman in silhouette. Pullman. No, niente signor Ketchup, torni da dove sei venuto, niente, ci siamo illusi. Ah, aspetta che devo prendere, oddio, l'anestetico, dov'è? Eccolo qua, ah, la medicina per il mio mal di schiena. Va, che tramonto Italia, yeah. Un po' ceruleo e un po' frufru. Oh, là continua imperterrita la coda, una roba incredibile, da ore e ore che passano macchine. Porca miseria. Sì, io col cavolo che sarei andato al McDonald's, io ero qua solo perché ero di passaggio, perché sto andando appunto al falegname, altrimenti ciao ne. 1,99 il gasolio qua, sì che praticamente è 1,2, ok, però porca miseria. Ma che bello però, dai, le luci, la strada. Da quant'è che non andavo in giro con Pullman? Da tanto? È bello. Oh, ancora la retrocamera che non funziona, porca miseria, mamma mia che stress. E là, ok, sì, c'erano dei cavetti schiacciati, però io poi li ho risistemati e funzionava, e adesso non rifunziona più. Ma porca miseriazza, è che sai, vedi, non avendo una scala, non avendo la possibilità di salire sopra, come fai? E adesso funzioni, ma sarai maledetta, porca miseria. Ah, che veramente inizio a odiarti, Aspetta, perché non mi ricordo mai dove sta il falegname, ma secondo me l'ho sorpassato. Non è questo qua. No, devo... Vabbè, ormai giro qua. Niente, mi devo mettere il navigatore, guarda te come siamo presi. No, ma io questa cosa me la ricordo, è dove mi ero fermato, che avevamo dormito qua, guarda qua, dietro qua avevamo dormito, sì. Quindi il falegname è là, ok, ci sono entrato dall'altra parte, va bene, dai. Qua c'era il super camion, tipo il top group, ma non era un top group. Ah, eccoci qua, vedi questi fanno camion, man trucks. Casomai domani vado a chiedergli per le sospensioni. Guarda, qua proprio a 50 metri, pensa a te. CP, ti sento che stai già scorreggiando, andiamo a farci il giro e noi ci mettiamo a ca. Eccoci qua Italia, in parte a sto robo qua dei trasporti eccezionali. Oh, dimmi che tu non vuoi vedere, dimmi che non vuoi gustarti gli occhi con la zona industriale di Noventa di Piave. Ah, va bene, andiamo a vedere. CP, andiamo a esplorare la zona industriale. Ah, vuoi vedere la zona industriale? Va bene, dai. Guarda che musi lunghi, mamma mia, non andiamo mica al patibolo. Ah, andiamo a fare giro, ma sì. Guarda in che posti che ti porta a Singano, guarda qua panoramica, della serie dove abito oggi, CP, andiamo per le vie del centro, il centro della zona industriale, c'è sempre un centro, insomma, dai,
Beh, aspetta un attimo, sti main trucks qua mi sembrano un po' troppo specializzati, un po' troppo grandi. E siccome Singano Poireto è un Poireto, no? E quindi va a chiedere intanto il preventivo qua e dopo andrà anche da un'altra parte dove mi avevano consigliato di andare Francesco e la Marilena e niente, poi vediamo un attimo i prezzi. Tanto vabbè, faccio vedere Pulming così dicono, vedono cosa c'è da fare della serie. Cosa parlo che tanto non vedi niente, va bene dai, della serie aggiungere tipo delle balestre più rigide o cambiare le sospensioni davanti, che ne so, perché ciò dietro è già ha già le sospensioni ad aria, addirittura sono a 4. È vero che nel suo libretto c'era scritto di tenerle a 4, ma il camper è anche parecchio storto, ragazzo, cioè insomma. Bene Italia, ti sei ammirato il centro della zona industriale del 90 de Piave. Adesso andiamo a Casina, che oggi abito in falegnameria praticamente. Urco, vabbè, sei in GoPro, che tra parentesi, oh Italia, mai riprendere con una GoPro di sera, di notte, cioè non far come Singano, perché vedi tutto sgranato, tutto disturbato. Poi ti sto anche parlando con un po' di venticello, sentirai anche tutto il fruscio. È una vergogna sta roba, è una vergogna. Comunque questo perché volevo dire, porca puttana, guarda che grande che è Pulming, a vederlo da lontano, è perché è alto 3 metri lui di suo, più dopo sopra c'è anche il clima, i pannelli, però insomma è un bestiolone di 3 metri. Oh, vede gli orari, dalle 8 mezzogiorno e dalle 2 alle 18. Bene, ah cazzo, sabato, beh domani è sabato dalle 8 alle 12, quindi devo andarci domani mattina. Accesso consentito esclusivamente con guanti e mascherine. Ok, domani mattina, ricordiamoci Italia, ricordamelo anche tu. Anzi no, aspetta, ricordami cosa, cioè che senso ha che io vado là a chiedere un preventivo se non possono neanche vedere il camper, perché domani mattina è dal falegname che sta facendo le cose, quindi cioè, hai capito, loro dovrebbero vederlo il camper, dovrebbero vedere le sospensioni, le balestre, come sono, quante sono, cosa sono, eccetera eccetera. Quindi niente, no, domani salta, vabbè, però almeno la prossima volta so che è lì, dai. Ma quanto bravo è sto CP, quanto bravo. Allora, premesso che spererei che il CP mi duri 40-50 anni, ma dopo il CP basta cani, e questo magari un giorno lo spiegherò meglio, insomma, ecco. Però ragazzi, cioè veramente un cane bravo come il CP, mi dispiace, ma veramente è vero che per carità tutto nasce con le esperienze che vivi assieme, tutto quanto, ma ragazzi è un cane eccezionale veramente, guarda. Aspetta per entrare, cioè ti rendi conto? Vai pure amore, cioè io non ho parole di sto cane, veramente, no, guarda, non so amore, sei una cosa stupenda, sei veramente proprio, mamma mia. E poi Poretta, quando poi le dico che brava, lei non capisce neanche il perché, dice cosa ho fatto che lo rifaccio. Cane, mamma mia, guarda che bello, questo bel CP, cara. Perché mi fai morire quando fai ste facce da pirlona, perché chi ti conosce sa che sei, si dice da noi, una bronza querta, ossia diciamo il tizzone di cenere coperto, no? Che sembra così che non faccia fuoco e dopo sotto sotto, vero CP? Cara. Oddio, sempre peggio Italia, sempre peggio, però vedi, questa è una di quelle volte che torna utile il mio letto a castello, difatti dormirò là, cioè non ce la farei mai andare su nel basculante, per quanto basso sia, cioè basso, è all'altezza diciamo della mia cintura, no? No, non ce la farei, porca miseria. È già la quarta volta o terza in vita mia che ho questa roba qua alla schiena. D'altronde vedi, ogni volta con quello skateboard. Cioè io ogni volta che muovo quello skateboard mi faccio male, pesantemente male. Che come fai a dirgli di no? Cioè guardalo, è tutto carino, cioè è tutto carino, tutto morbidoso. Beh sì, no, vabbè, morbidoso, cioè, vabbè, metaforicamente parlando, insomma, come fai a dirgli di no? Oh, domani Italia cosa gli facciamo fare per primo? I cassetti? Sì, beh, direi di sì, i cassetti. Che è inutile, vabbè, è la cosa più utile, perché è inutile che ci mettiamo a fare la cornice del frigo e il pannellino, cioè sono cose che, cioè sì, ovvio che andranno fatte, però diamo la priorità ai cassetti, no? Che così inizio a mettere la mia roba a posto. Che tra l'altro, che dolore! Ah!
che tra l'altro adesso, che nonostante insomma mi sia rimpinzato di roba da mangiare eccetera eccetera, perché sai c'è stata almeno adesso che sto girando i video c'è l'emergenza coronavirus e quindi bisogna stare fermi stanziali, no? E quindi ho riempito tanto il camper di roba da mangiare eccetera, e nonostante gli spazi che diciamo mi mancavano sono riuscito a far star tutto, anzi voglio dire non c'è nulla di ammassato, no? Il dolore. Ah, comunque come dicevo, aspetta, perché odio fare i video, i vlog con la GoPro al buio dentro al camper, quindi scusa taglio perché è una cosa volevo dire, però odio fare sti video. Ecco, mi sono anche dimenticato, guardate quanti li odio, perché difatti anche Freud diceva, no, che i brutti ricordi venivano rimossi dal cervello. Secondo me è una grandissima cacchiata, o perlomeno dipende da che livello di memoria andiamo a parlare, no? Cioè la parte conscia secondo me può anche essere, magari avrà ragione anche il vecchio del Freud. Ah, però no, il cervello è come una macchinetta, memorizza tutto. Certo, certe cose sono più difficili da tirar fuori, cioè bisogna scavare per tirarle fuori. Tipo io adesso cosa stavo dicendo? Cioè, hai capito? Ah sì, che come avevo già detto in un vecchio video, no? Con questo spazio in più, queste mensole, tutti questi cassetti mi serviranno a avere maggiore ordine, ok? Quindi facilità di accesso alle cose. Perché sì, ok, tutta la roba mi ci sta, ma tipo nell'armadio di là è tutta una sopra l'altra, hai capito? So che possono sembrare delle immense seghe mentali, però ricordiamoci che questa è la mia casa slash ufficio, non è il mio camper, e quindi insomma mi sto facendo casa mia. L'unica cosa di diverso che ha dalla casetta che volevo è che non ha il camino, non ha le pareti in legno, e però ha le ruote, ragazzo. Sbam, ciucciati sto bellissimo panorama mentre ti parlo, no? Perché mi era venuto in mente, no? Visto che sai che Singano, no? Voleva la tiny house all'inizio, no? Prima di iniziare questo discorso del camper eccetera, io volevo la tiny house, no? E ogni tanto quando vado a trovare Alessia, no? Che magari ci svacchiamo un po' nel divano, invece di fare le zozzerie guardiamo il programma, quello delle tiny house, no? Scusa se continui a vedere questo panorama, ma d'altronde cosa faccio? Cioè se mi inquadro me mi vedi scuro. E pensavo, ma sti cacchio di americani, che cacchio si fanno una tiny house col pick up, che poi alla fine sta tiny house è grande più o meno come un camper, cioè fatti direttamente il camper, non riesco a capire. Probabilmente loro vivono situazioni di semi-stanzialità della serie, magari si piantano un anno da qualche parte e girano col pick up, fanno la vita normale, casa auto, e dopo spostano la casa da un'altra parte. Per carità, probabilmente può essere anche quello, ma già che ci sei, accidenti, prenditi un camper, no? Sai, devo dirtelo, mi sento molto in colpa a farti questi video qua, no? Però mettiti nei miei panni, che colpa ne ho io se ho al momento solo la GoPro, è sera e sono in una zona industriale? Cioè è il momento, no, della voglia di fare il video che è nato nel posto e anche nell'orario sbagliato, insomma, ecco. Bene Italia, buonanotte da uno dei peggiori video della storia, con Singano mezzo malaticcio che però ha trovato le forze per chiudere le tende. Ah, adesso dai, chiudiamo anche queste, piano piano piano, che soveccio. Ah, chiudi anche l'altra, piano piano, che soveccio, figurati se tiro gli oscuranti, ma scherziamo. Giusto questo, no, è un brutto movimento questo, aspetta, appoggio il culo qua, 3, 2, 1, wow! Eccola, un genio della fisica, anzi del fisico. Ai, taga luce, ai, prepariamoci, oddio Italia, aiuto, taga luce anche qua, ai. Qua lasciamo aperto, tanto devo alzarmi estremamente presto. Avevo un libro io una volta. Ah sì, eccolo qua. Finiamo di leggerci il Simposio, dopodiché ci sarà l'Apologia di Socrate, Critone e Fedone. Che dopo magari a fine viene fuori che le Fedone e Critone, però Singano le cose le legge e non le ascolta, no? Anzi no, tisanetta modello Singano 2020, la nuova moda della tisanetta.